Quindi praticamente noi parlavamo di mezzo ciccio, Savannà che suonava a tromba. Facevo saito io. Facevo saito. E poi... c'avevamo, e con così un giaco erano a bende da allora. E c'era Ignazio Ferreri, Bordicinetta, ci dicevamo in auto. Queste sono tutte morte, capaci? Sì, tutte morte. No, Ignazio Ferreri è ancora vivo. Ancora vivo? Sì, c'è Pio Trapani. Pio Trapani è vivo pure? Vivo, sì. Rondello. Pio Rondello. Asparino Trapani che ci faceva parte pure della stessa band. Ma Asparino Trapani ultimamente suonava a batteria, però io suonava un basso. A batteria suonava? O controbasso? O a batteria? Sì, suonava a batteria. Ah, pure a batteria. Perché io c'è una fotografia antica, non c'è Asparino Trapani che sono contrabbasso pure. No, già Pagliori quando... Vabbè, quando è che? E facevano i matrimoni. E nei matrimoni era sempre dopo, nella sala del dopo. Nella sala. Praticamente la sala era più avanti del sacco del dopo che c'è più avanti. Mentre Bordicinetta travagliava a Canassa. Sì, nella sala cinesca. Nella sala cinesca dopo non c'era pezzo. No, nella parmigiana. Nella parmigiana, vabbè, va. Vedi come si ricorda Ido. Quindi si ricorda, Ido, come a me, você quanti anni aveva? Io ho 82. 82, mio padre ne aveva 88, quindi bene o male siamo da. E Ciccio è proprio più grande di mia era. Io dico mezzo Ciccio, ma Ido quanti anni ha? Mezzo Ciccio avrà... Ha 2 o 3 anni su che mio. 6-7 anni che muoise. Aspetta, nel 2004 io era da, nel 2004 io era da e Ido era ancora vivo. 2004 e 6, 10 anni, e saranno una settimana anni che non c'è più. E si organizzarono sto orchestrino e quando io facevo i concerti, io essendo che facevo è vero, era nell'ambiente. Ah, ossia è vero era... Certo, io vero, io da certo, ne così. No, io a Pusalune pure una strada ricca via giornalmente. Ossia? Sì. Poi io dico, è vero, mi ne ho fatto l'autorenista e trasportavo carburante. E che sono un ricordo io? Perché... Una vita di fare 106 anni. Perché io mi ricordo sempre ho fatto che portava benzina, ossia. Sì. E dove ce l'aveva? A Salone. Nella casa del Betto Maccica. Che avanti il giornino scassato dove sangue. C'era scassato dove Cacciango. Sì, e sì. C'era io. Ma io ai clienti che sai rido, che io era un vecchio barbiere, io ma era avuto Salone che è venuto di fare un militare. E mi aveva visto Salone. E le clienti ne avevo tante, ma siccome allora la vita dei barbieri non era tanta gioiosa, non si guadagnava tanto. E allora quando passa a mia, siccome io l'abilità l'avevo di affrontare la vita, e siccome i patenti l'avevo pure perché sul dato facevo l'autista e poi l'avevo da 18 anni le patenti, disse oggi era a fare vendetta, su me mi ha fatto la richiesta e mi ne va a fare l'autorenista. Su camele che dura combustibile? Sì signore. E io poi... Aspetta, e su camele era cassuto o che dura relevo? Chi sto recando? Che prima era qua, non c'era la primavera, dopo non c'era strada. La strada non ce n'era. Su questa. Tappata e dopo era... No, c'era un posto e dopo c'era dei posti su camele. E noi lo vediamo da Rinde. E allora che ce l'avevano? Ne perrere, da Rinde perrere questa specie di cose? Sì, proprio Rinde perrere, perché dopo tutto perrere era fino a... Dopo lei Rinde perrere. Io mi posso ricordare queste cose, mio padre si ricorda. E cambiai di mestiere, perché se no, perché allora c'erano abbonati e si guadagnava poco, miseramente poco. E disse basta, diamoci mano. E finivo così. Ma a sapere che sai è vero Cangiaro capace che se ne da fare altre cose. Cangiaro, ma ora c'è i barbieri che guadagnano bene. Vabbè, ora guadagnano bene perché c'è tutto sto fatto che spilano i cose, fanno i femmine, levano i caggi, fanno un sacco di cose. La regge sanno tutto qui sotto. Sì, che so sai. E a sapere dice una cosa, e quindi o che scene danno c'era, perché c'era per esempio... Nino Monaco. E che suonava? Che sa chitarra suonava. La chitarra. E Isca.
Isca non suonava niente, Isca era uno che aveva orecchio e sapeva. Ma una volta non era però... No, non suonava nelle orchestre, lo buttavano da dentro perché Isca non era tanto, era un poco. Aveva problemi. Aveva problemi con noi. Ma anche allora, perché poi ultimamente quando era qua io mi ricordo non ballava. Poi, io parlo quando che era come era, ma ancora in senso buono, solo che era Isca. E poi c'era Ozzo Paolino che suonava a batteria pure, Ozzo Paolino Asta. Paolino Asta. E un frate Toruccio Asta veniva da Livorno, perché io ho fatto il militare pure a Livorno e ne abbiamo visto a Livorno. Se vi narravo solo un dopo non c'è, ora Avandia. Avandia, dove c'era un salone? C'era salone. E io era salone Chisso, lo scassato e io, la stassata. La stassata. No, mentre si sente tutti questi burro, vero? Vabbè, ma Chisso che ce l'hai pure io, che avere la voce rauca. E chi sei qua? E questo erano, e poi c'era pure chi suonava Palermo, o pittore. Palermo suonava la fisarmonica. Non è che era un professionista, era non nelle orchestre. Però scriveva musica, ha scritto musica. Non era nelle orchestre, suonava la fisarmonica a orecchio. Da amatore. Quindi l'orchestrina quali erano? Chi sapeva? Rondello. Sì. Ignazio, ci siamo un pubblicinetto. Ignazio Ferrero. Perché ancora esiste, ancora è vivo. È vivo che ci avrà almeno 90 anni. Più picca. 2 anni su un anno, 2 anni su Allora Chionico. E che se fotografie ce l'hai? E che se fotografie ce l'hai sapere? No, puoi vedere pure fotografie tu? No, fotografie non ne posso vedere, posso fare. E quindi questa è la storia di Mezzo Ciccio che suonava. Questo è un gruppo di quando che io ero giovane, tu non ne puoi vedere. No, non posso sapere. Ne posso sapere. E ora ti spiego. Solo che, ma aspetta. E dopo c'è ossia? Sì. Questo sono io. Aspetta. Chi gioca cravatta, signore? Che l'unico che vestiva elegante ero io. Chi giocava a cravatta? Sì. L'unico che vestiva elegante ero io, se ci fai caso. Chi sta il viso pizzolato? Credo che Peppo Salone dopo. Aspetta.